Qui ad Agrigento come mai? Beh, per amicizia prima di tutto con questa società, con l'Aragona, mi lega tanta storia. Io ero stato qui da giocatore negli anni '80 e oggi sono felice di essere qui a parlare di questo progetto attuale, di questa possibile promozione, ma anche proprio di tutto il progetto, perché oggi da consigliere federale vedo chiaramente anche tutto il lavoro col settore giovanile, tutte queste parti che sono veramente bellissime nel creare ricchezza in un territorio, perché avere la fortuna di avere una società come questa che lavora con tanti ragazzi crei cultura sportiva, crei educazione, crei formazione, crei dei valori veri e propri che migliorano tante cose di un territorio, al di là di quello che si vede, la punta dell'iceberg e quindi la vittoria del campionato. Ci sono tanti altri valori che crescono intorno a questo e sono importantissimi e mi fa piacere essere qui. E poi un'altra cosa che da giocatore non avevo mai avuto il tempo di apprezzare a fondo le bellezze storiche e archeologiche di questo magnifico territorio, di questa magnifica Agrigento, e quindi in questi giorni me le voglio proprio godere da turista. Quindi ci può essere una sorta di collaborazione in futuro fra lei e la squadra, da quello che capisco? Ma con Nino Di Giacomo siamo amici, quindi tutto può essere, perché no, ma non è questo lo scopo, assolutamente. Sono qui in questo momento veramente da amico di Nino, della società, del territorio, e voglio godermi questi giorni e fare due chiacchiere, conoscere le ragazze che hanno questo ambizioso obiettivo da raggiungere. Lei è stato famoso nella Panini Modena, una squadra che almeno noi meno giovani ricordiamo con tanto piacere e tanto agonismo. Come è cambiato negli anni il modo di fare sport? Ma è cambiato tantissimo, ma perché è cambiata la società, è cambiato il modo di essere, il modo di vivere degli atleti, di tutti. Ma la storia è sempre importante, perché quel periodo che noi vivemmo negli anni 90 è stato molto importante per quello che ha seminato. Credo che abbia seminato veramente una cultura sportiva vincente, perché la pallavolo, soprattutto maschile, in quegli anni ha vinto tantissimo. Io ho avuto la fortuna di essere capitano di Cantagalli, Lucchetta, Bernardi, con allenatore Velasco, quindi tutta questa storia è qualcosa che, portata oggi nel presente per i nostri ragazzi, è importantissima proprio per la loro crescita. Nessuno vuole insegnare, perché ognuno è giusto che sia se stesso, ma guardando quello che hanno fatto nel passato gli atleti, le società, è un modo per imparare più in fretta. Si dice appunto che il passato è storia e non può cambiare, ha un solo valore: che può insegnare. Presidente, una conferenza stampa oggi con un grande della pallavolo, con le sue allieve, e anche perché fra qualche settimana festeggeremo ormai questa promozione, quindi quali prospettive per il nuovo anno? Ci può essere anche una collaborazione in qualche modo? Ma innanzitutto festeggiare la promozione è prematuro dirlo, perché ancora ci sono altre 2 giornate al termine del campionato e poi faremo sicuramente playoff, però la squadra è attrezzata per fare il salto di categoria e sono fiducioso che alla fine spunteremo questo obiettivo. Con Branco mi lega una vecchia amicizia, parlando sempre della nostra città di Agrigento, che lui veniva qua da semplice giocatore e quindi poi, come tutte le squadre, a fine partita ritornavano nelle loro rispettive città. Dico, guarda, che mi farebbe piacere averti qua e farti vedere il nostro territorio. Già abbiamo iniziato da qualche giorno a girare il museo, la Valle dei Templi, gli altri siti che faremo in questi giorni, quindi è stato un momento veramente bello per Franco, perché ci teneva tanto a vedere la nostra città.